È stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato Aldo De Marco, il quarantenne che ieri ha ucciso a Spezzano Albanese Domenico Presta, commerciante di 22 anni. Presta, figlio di un latitante che gestiva con la sorella un negozio di abbigliamento, è stato raggiunto alle spalle da 2 colpi, uno dei quali gli ha perforato il polmone. Tra la vittima e De Marco, titolare di un esercizio commerciale vicino a quello di Presta, vi erano state altre liti per problemi legati all'utilizzo di un parcheggio. Più di 200 operai edili del consorzio Scilla, impegnato nei lavori di ampliamento della 3, hanno occupato stamattina lo svincolo autostradale di Bagnara Calabra nel Reggino in entrambe le direzioni. Rimosso il blocco, una delegazione è partita alla volta di Reggio Calabria per incontrarsi con il prefetto Varratta. I lavoratori protestano contro la società in liquidazione formata da Impregilo e Condotte, che mettendoli in cassa integrazione alcuni mesi fa avrebbero promesso loro di rimpegnarle all'apertura dei cantieri del sesto macrolotto. Si è tenuto alla Camera di Commercio di Crotone un incontro di Confcooperative dal tema La rete dell'assistenza primaria e cooperativa, proposte per una buona sanità nella Calabria. L'iniziativa ha mirato a fare del modello della cooperazione un momento di sviluppo di nuovi servizi e ridefinizione in termini di maggiore efficienza del settore sanitario. La proposta emersa dall'incontro è che per far fronte alle contingenti emergenze legate al piano di rientro del deficit sanitario si possa puntare a sviluppare un welfare comunitario con un diverso sistema di tutele, di rappresentanze e di servizi. Si è chiuso un anno importante, abbiamo lavorato bene per 8 mesi, lo ha detto il governatore della Calabria durante la conferenza stampa di inizio anno della regione, sottolineando poi la sinergia tra giunta e consiglio e l'amicizia e l'affetto con il presidente del consiglio regionale Francesco Talarico. Abbiamo lavorato, ha aggiunto Giuseppe Scopelliti, sia sulle emergenze che sull'immagine per il futuro. Non possiamo rallentare. Sui rapporti PDL-UDC Scopelliti ha detto che i fatti sono chiari, l'accordo è tra questo partito e il PDL che io rappresento. È stato presentato nella Casa della Cultura del Palazzo della Provincia a Catanzaro il nuovo servizio di monitoraggio e sorveglianza della rete idrografica regionale affidata dalla Regione all'AFOR. È un'attività che con questa iniziativa sarà gestita da 300 persone, ex lavoratori interinali della società Why Not. Per il commissario dell'AFOR, Pierluigi Mancuso, l'attività prevede l'impiego di lavoratori che da molti anni operano in questo settore per agenzie. Reggio Calabria ha voluto ricordare Giuseppe Sorgonà, il parrucchiere ucciso in pieno centro in auto quando si trovava insieme alla figlioletta. Le commemorazioni sono iniziate venerdì scorso dalle 19 alle 21 con una veglia presso la chiesa di Mosorrofa. Ieri invece alle 18 c'è stata una messa in suffragio a Giuseppe presso la stessa chiesa ed a seguire una fiaccolata con un raduno nella piazza dalla quale si è raggiunta la casa del giovane ucciso. Folta la partecipazione alla fiaccolata. Termina a reti bianche il derby di Calabria numero 6 in Serie B tra Crotone e Reggina. Poche le emozioni regalate dalle due squadre nel corso della gara. Da segnalare il gol giustamente annullato a Bonazzoli per fuorigioco nel corso della prima frazione e il colpo di testa di Napoli sul finire di gara, con la palla che termina di poco alta sopra la traversa. Il derby finisce 0-0 con un punto conquistato a testa. Reggina sale a 33 punti mentre il Crotone va a quota 28. È stato ufficializzato ieri nel corso di una conferenza tenuta nella sala stampa Donato Bergamini alla presenza del presidente del Cosenza Calcio 1914 Paolo Fabiano Pagliuso il ritorno del direttore generale Massimiliano Mirabelli, dell'allenatore Mimmo Toscano e dell'allenatore in seconda Michele Napoli. Pagliuso ha celebrato il ritorno di Mirabelli e Toscano con l'auspicio che il loro lavoro possa restituire alla città e alla provincia i risultati e l'entusiasmo che hanno sempre caratterizzato la tifoseria del Cosenza.